Kipon è una piattaforma letteraria democratica e, in parole povere, tutti possono scrivere e tutti sono editori di se stessi, e questa è una caratteristica che la distingue in tutto il mondo. Kipon ovviamente si avvale di un team di giovani che non superano i 30 anni, quindi è molto veloce nel comprendere dove va il mondo in questo momento e le esigenze anche. È stato fondamentale il contributo PORFERS, il fondo europeo erogato attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha permesso alla piattaforma di evolversi, e tanto che anche in questi ultimi mesi stiamo procedendo con un evolutivo fondamentale per perfezionare tutta la piattaforma. L'idea è antica, volevamo conservare le storie familiari del Novecento. In antichità c'erano le tavolette d'argilla, poi i libri, e la piattaforma è un libro digitale, una biblioteca digitale dove ognuno può lasciare la propria storia. Noi abbiamo utilizzato una piattaforma web per avvicinare il mondo dei giovani. La piattaforma ha un brevetto unico al mondo perché si possono geolocalizzare le storie nello spazio e nel tempo con un punto GPS. Questo permette a tutti, per esempio anche una famiglia di migranti, di andare a trovare le storie del proprio paese. Riteniamo che il futuro abbia bisogno del passato e che tutti debbano poter conoscere le proprie radici e la propria identità.